Stop alle auto in via San Parisio e in via Ferrarese. Si amplia la zona a traffico limitato in centro. Il comune infatti ha esteso le restrizioni alla circolazione anche sulla via che da piazza San Francesco conduce in Pescheria e sulla sua laterale. Obiettivo, come spiega l'assessore allo sviluppo e alla crescita Paolo Camolei, preservare un'area tra le più caratteristiche del centro. Questo proprio perché era diventata un parcheggio selvaggio e era diventata anche, come posso dire, un invito ad andare oltre anche nel tratto che era già ZTL e di conseguenza abbiamo pensato bene di renderla tutta ZTL e abbiamo pensato bene anche di avvisare, quindi chiedo anche a voi di farlo, che ci saranno questa volta dei controlli. L'ultimo tratto di via San Parisio in realtà era già interdetto ai veicoli non autorizzati, ora il divieto è esteso all'intero percorso e alla svolta in via Ferrarese. La ZTL diventerà operativa dalla prossima settimana. Potranno accedervi solo i residenti o chi possiede un garage e i furgoni dei commercianti del mercato del pesce e dell'ortofrutta per le operazioni di carico-scarico negli orari già previsti. Al contrario, tutti gli altri mezzi provenienti da via Manzoni e piazza San Francesco potranno solo dirigersi a destra lungo via Sant'Antonio, essendo a traffico limitato sia la prosecuzione per il ponte San Francesco e via Campana davanti a loro già da tempo, sia ora anche la svolta a sinistra verso San Parisio. A differenza proprio del varco sul ponte, la nuova ZTL non sarà presidiata dalle videocamere, ma, assicurano da Casugana, la polizia locale vigilerà. Per chi sgarra, la multa ammonta a 85 euro.